Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura Maxi confisca per €1 milione a un ex poliziotto e gestore di discoteca a Milazzo, ritenuto vicino al clan dei barcellonesi. Dagli approfondimenti economico-patrimoniali, la situazione reddituale dell'indagato risultava incongrua e incoerente rispetto ai guadagni nettamente superiori. Emersa anche l'ipotesi che l'uomo viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività illecite. Lite tra ragazzine per futili motivi finisce a coltellate, accaduta a Ravanusa in provincia di Agrigento durante i festeggiamenti per il Carnevale. Una sedicenne è stata sfregiata al volto e una volta soccorsa i medici le hanno applicato circa 30 punti di sutura fra naso e sopracciglio. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Sequestrata per la prima volta a Catania della marijuana wax, un tipo di allucinogeno 5 volte più potente della droga tradizionale, con effetti gravi, forti e duraturi. I militari hanno trovato 5 vasetti in casa di un 24enne che era anche l'amministratore di una chat online con cui sponsorizzava la vendita di questo tipo di stupefacente, sia all'ingrosso che al dettaglio. Un corteo silenzioso di studenti e insegnanti del liceo artistico Renato Guttuso ha sfilato stamani a Bagheria in provincia di Palermo per ricordare Kevin Barreca, 16 anni, ucciso insieme al fratello Emanuele e alla mamma Antonella Salamone per mano del padre aiutato da 2 presunti complici. Domani è in programma una veglia per le vittime del massacro di Altavilla. In conclusione è stato siglato il protocollo d'intesa tra Polizia di Stato e ANCI Sicilia per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. L'accordo fa parte di un progetto più ampio per la cybersicurezza dei comuni italiani. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.